Siamo con Maria Luisa Cabid, psicologa dello sport qui al Centro Federale Territoriale. Allora, innanzitutto oggi c'è stata un'altra nuova tappa di questo progetto molto interessante, l'incontro tanto atteso con i genitori. Sì, tanto atteso e anche molto partecipato, abbiamo davvero avuto molto riscontro e ci ha fatto molto piacere. Il lavoro con i genitori è fondamentale per questo progetto, infatti a livello nazionale, quindi FIGC, Centro Territoriale Federale, c'è un'attenzione particolare al lavoro non soltanto con i ragazzi, quindi a livello tecnico, tattico, di miglioramenti fondamentali per un giovane calciatore, ma anche una formazione a tutto tondo di quello che è il ragazzo nella sua crescita, quindi formazione calcistica, cultura di sport, impegno, comportamento, rispetto delle regole, eccetera. Però oltre ai ragazzi, il lavoro che soprattutto riguarda me e il mio ruolo di psicologa è proprio quello di dare un'impronta formativa e psicopedagogica agli adulti che gravitano intorno ai ragazzi, che sono i tecnici e in particolare i genitori. Come i genitori possono contribuire alla crescita dei ragazzi nel rapporto con gli istruttori? I genitori sono fondamentali perché tutto quello che loro fanno, dicono, viene preso ad esempio dai loro figli, quindi si devono rendere conto di questa responsabilità. Il mio lavoro in particolare sarà proprio quello di responsabilizzarli sulle loro grosse potenzialità, delle quali noi anche abbiamo bisogno del loro contributo, in modo che tutto quello che si fa a livello formativo del proprio figlio, del loro figlio, venga poi ci sia continuità anche a casa. E poi è fondamentale il rispetto dei ruoli per quanto riguarda i genitori, che facciano i genitori e siano dei bei tifosi per i propri figli, perché in questo modo poi li aiutano ad accrescere, cosa fondamentale, l'autostima dei ragazzi. Certo. E gli istruttori vengano rispettati nel loro ruolo di istruttori, che è altrettanto importante, perché i ragazzi poi stabiliscono una relazione unica e speciale con i loro mister. E quindi questo è da salvaguardare, quindi la differenziazione dei ruoli sarà un punto fondamentale nei confronti del quale noi porremo molta attenzione. Quindi comportamento in campo, sulle tribune, rispetto delle scelte dell'allenatore. Non è facile oggi parlare di queste cose, visto che spesso noi andiamo a vedere le partite di calcio giovanile e vediamo che non sempre questo avviene. Non è facile, noi siamo qui proprio per seminare, quindi buttare un po' di semini e che questo poi serva per il futuro del ragazzo, che sarà, se non sarà un campione, sarà comunque un buon tifoso, un buon partecipante alla vita sportiva e calcistica, per i genitori stessi è la nostra missione. Io credo che qualcosa di buono sicuramente uscirà, perché già dalla partecipazione di quest'oggi abbiamo avuto dei feedback molto positivi e quindi abbiamo fiducia. Benissimo, noi ringraziamo ovviamente la nostra psicologa federale Maria Luisa, e ovviamente facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo lavoro con la federazione. Viva il lupo! E in bocca al lupo insomma per queste prossime sfide. Grazie.